Le colline di Conegliano Valdobbiadene stanno dando una risposta molto importante in termini di presenze turistiche che crescono quasi del 10% rispetto a una media regionale che è del 2%, questo da gennaio a novembre 2024. La primavera del Prosecco compie 30 anni, da singole, piccole mostre del vino, paesane o frazionari, a rassegna che unisce gli sforzi di 16 comuni e di proloco sempre più strutturate, nel cuore di un paesaggio che, come dicono i numeri, sempre più turisti visitano dall'Italia e dall'estero. Si sono raggiunte oltre le 500.000 presenze, ma il lavoro che si sta facendo non è soltanto nell'aumento dei numeri, ma nella qualità del turismo che vogliamo e anche le opportunità che vogliamo dare. Penso per esempio al tema dell'accessibilità e quindi un'attenzione particolare anche a tutte quelle persone che hanno delle difficoltà motorie o sensoriali e che hanno diritto di poter visitare questi splendidi territori che non sono solo legati al prodotto del Prosecco Superiore di OCG, ma anche a arte, cultura, natura, storia di questi territori. Rassegna al via il 14 marzo da Santo Stefano di Valdobbiadene con degustazioni, masterclass, convegni, appuntamenti culturali e momenti enogastronomici. Ultima tappa l'8 giugno a San Pietro di Feletto. La Brigata del Prosecco nasce 30 anni fa da 15 mostre eccezionali che però vivevano tutte di vita propria senza nessun coordinamento. Oggi siamo davanti a un vero processo di marketing territoriale che porta oltre 300.000 persone, visitatori a visitare queste mostre che hanno un vero e proprio cartellone, diciamo, con dei programmi che sono usciti ovviamente dall'ambito della mera degustazione per la visita del territorio. Queste mostre, ricordiamo, della Primavera del Prosecco si tengono nel cuore del patrimonio dell'umanità delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.